Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora non vorremmo turbare la festa del gran circo antifascista immaginario, delle anime belle che hanno fermato il subdolo attacco alla Costituzione antifascista che non si può toccare, tranne quando la toccano loro più e più volte, ma sono dettagli e frammenti del consueto doppiopesismo dell'antifascismo immaginario. Non vorremmo rovinare la festa che imperversa in queste ore per le imprescindibili dimissioni di Daniela Santanchè per il paese, che ora è proprio in un'altra situazione. Inciso ma non troppo, prendiamo atto, c'era ormai uno snodo politico incancrenito su Santanchè, benissimo, speriamo finisca qui questa sbandata giustizialista del centrodestra, per cui bastano delle inchieste, neanche dei rinvii a giudizio per assegnare delle dimissioni, ma questo lo diciamo al di là del caso Santanchè. Non vogliamo rovinare la festa, però a coloro che tirano in ballo l'antifascismo anche quando si alzano al mattino, vorremmo girare un'immagine che è stata scattata in Iran e che accosta due manifesti che sono apparsi in città importanti della Repubblica Islamica, a Babol Sar, a Kermanshah, e sono state molto riprese e postate sui social anche da profili vicini al regime. Le foto ritraggono due signori. Questi due, uno è Mojtaba Khamenei Junior, sapete, l'attuale, seppur fantasmatica, forse ferita gravemente, comunque l'attuale guida suprema, che è quantomeno il feticcio a cui si appende la gerarchia del regime. L'altro signore è Adolf Hitler. I due sono messi espressamente di fianco come, diciamo, fratelli in arme. Dopodiché i manifesti riportano una seguente frase attribuita al Führer: le persone più spregevoli sono quelle che hanno collaborato con me, uno straniero, per la conquista dei propri paesi. Poiché la patria è come una madre, essi hanno spianato la strada affinché io potessi persino dominare la loro madre. E a chiosa poi si aggiunge, i redattori di questo manifesto hanno aggiunto questa spiegazione: chiunque gioisca dell'occupazione del proprio paese è come chi gioisce dello stupro della propria madre. Uno dei profili che ha rilanciato queste immagini ha commentato chiarendo che è un messaggio destinato anche alla possibile resistenza, in questo caso il termine non è usato in modo improprio, iraniana, che vorrebbe per una volta liberarsi di questo odioso totalitarismo. Ecco, questa è un'immagine significativa. Questa ci dice chi riprende la fiaccola, diciamo, non solo del fascismo ma del nazismo nel 2026, e no, non è alle nostre latitudini, sta nella Repubblica Islamica dell'Iran, e l'accostamento esplicito, rivendicato come positivo di Khamenei Junior e Hitler, e le frasi riportate ci dicono quello che sarebbe un dato storico-filosofico per chiunque intellettualmente in buona fede, cioè ci raccontano della profonda saldatura tra l'ideologia islamista, rappresentata al massimo grado dal regime degli Ayatollah, e il nazionalsocialismo. Entrambe infatti vagheggiano una rigenerazione dell'umanità, una purificazione dell'umanità, il nazismo attorno al dominio della razza superiore ariana, l'islamismo teocratico e totalitario attorno al califfato universale, all'esportazione globale della rivoluzione islamica, al ritorno del grande imam che al momento è rintanato nel nascondimento, la rigenerazione dell'umanità sull'Islam, su una versione totalitaria e assassina dell'Islam. E poi c'è ovviamente la grande analogia per cui entrambe queste ideologie, poi questa carica rigenerativa e di odio verso chiunque non rientri nello schema di questa ricostruzione del mondo, è anzitutto odio contro l'ebreo. Questo è l'altro grande trade union tra questi due gentiluomini rappresentati su manifesti nelle strade iraniane.
la Repubblica Islamica nasce nel 1979 anche e soprattutto contro lo Stato degli ebrei, con la missione escatologica quasi, messianica di cancellarlo. Tutti i gerarchi, a partire da Khamenei Senior, hanno pubblicamente negato l'Olocausto e hanno sempre cercato di costruire un programma nucleare, anzitutto con l'obiettivo di farne un secondo, mentre negavano il primo. Ecco, quei due manifesti dovrebbero anzitutto parlare alle anime belle, a questo caravanserraglio dell'antifascismo nostrano. Se alzassero un attimo lo sguardo dalla commedia italica, vedrebbero la tragedia in Medio Oriente. E allora, loro signori, chiederemmo: scusate, ma voi antifascisti tutto d'un pezzo del 2026, con chi state? State con quel regime e quel signore che espressamente si accostano ad Adolf Hitler, o state coi Marines americani che stanno arrivando sul teatro bellico per delle probabili operazioni di terra, peraltro mirate agli obiettivi specifici della campagna di Trump, un'operazione possibile sull'isola di Kark, la definitiva messa in sicurezza rispetto all'azzeramento del programma missilistico, l'azzeramento del programma nucleare, la riapertura di Hormuz, cioè non è un'invasione di massa, uno sporco atto di un guerrafondaio, è il tentativo di rendere innocuo un regime che si ispira a Hitler. Ebbene, voi con chi state, antifascisti di noi altri? Con gli amici di Hitler per loro stessa missione o con i Marines americani? Noi le idee ce le abbiamo chiare,